Guarda che misteri, da 2 settimane la finestra si riempie di umidità. Un svon svon della Indie Camper, sì, camper per gli indiani. Poi, e guarda questo, attento, usa un maniaco dell'igiene, guarda, Tac, non so, al noleggio gli hanno detto che se ti sporchi i sedili te tagliamo le gambe, e tu? porca miseria. Pensa che buongiorno Italia in pigiama. E un po' più in drio vuoi apparcchiare? Il camperin della Comari. Mentre versavo l'acqua per la tisana, no? Pensavo, questo è un quarantenne che pensa, no? Se andare o no, fare una camminata su in centro a Cortina. Contemporaneamente quasi mi è riaffiorato un ricordo di quando una volta finì di lavorare tipo le 2 di notte e in moto caricai su un'amica e si andati praticamente a Cortina a far colazione e dopo a star lì sdraiati in un prato. È strano come cambia la voglia di fare, no? No, Singano, che cazzo dici? Perché? Perché l'altro giorno tipo sei andato alla cena di classe e subito dopo, cos'era mezzanotte, sei andato in Slovenia. Sì, è vero, solo sta Bauco compagno. Attivazione del sensore di temperatura. Ma io metto il giubbotto. Il salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna. E le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va, mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su via della povertà. Oh, guarda qua, il negozio dei Rom, porca miseria. Ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio In magna sky e tutti devo lavorare, mentre i veri fiori e quelli che possono farsi a passeggiare. Tieni conto anche se è un fuori stagione. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va e Cenerentola che spazza la strada in via della povertà. Mentre l'alba sta uccidendo la luna e le stelle si son quasi nascoste, la signora che legge la fortuna se n'è andata in compagnia dell'oste. Ad eccezione di Abele e di Caino, tutti quanti sono andati a far l'amore, aspettando che venga la pioggia ad annacquare la gioia ed il dolore. E il buon samaritano sta affilando la sua pietà, se ne andrà al carnevale stasera in via della povertà. I 3 re magi sono disperati, Gesù bambino è diventato vecchio e Mr. Hyde piange sconcertato vedendo Jekyll che ride nello specchio. Ofelia è dietro la finestra, mai nessuno le ha detto che è bella. Ha soli 22 anni, è già una vecchia zitella. La sua morte sarà
Adesso che ci credi o no sta per piovere. Adesso salutiamo Cortina, anzi no, faccio un po' la van life qua. Ciao Pullman. Alle spalle hai il parcheggio, ti faccio vedere una cosa. C'hai subito il torrente. Questo torrente. La casetta per gli uccelli. Oh, metti te Gaffredo all'Useo, te lo metti là. Guarda là dove è il pulmino, vedi? Che così capisci. Se mi dimentico di metterti la posizione GPS, ho il link Google Maps, si chiama Parcheggio del Parco, è gratuito. Quando ha chiesto di fermarsi un po' qui, ma poi ha cominciato a fumare e a recitare la I primi 40 ampere che stiamo guadagnando, non caricando. Oh, Morello. Esatto, bravo, è l'oribilissima, incasinatissima area camper di Aldo Biadene. Fuori buono ragazzo è che c'è la corrente e anche quella illimitata. Limitata nel senso che non assalta, cioè che tiene alti carichi, tiene l'Alde. L'Alde in modalità invernale. Che bello sto carretto, super ultra accessoriato, vedi? Io questo desidererei da matti, se non abitassi in Italia, dove non trovi neanche posto per parcheggiare. Ma che sei grande, guarda che mestieri. Oddio, guarda qua, porta moto esterno, guarda, col coso. Da copiare sto discorso. Seconda puntata. Eccola, finita finalmente, guarda. Quei bordini neri fatti col nastro isolante nero. Perfetta, da dentro è una figata. Se voglia la faccio anche lì. E come ogni primavera ci sta anche la lubrificatina alle tutte le chiusure, ai tergicristalli, eccetera, eccetera. Finisco la prossima volta, però intanto la parte visibile c'è, perfetto. Tutta un'altra roba. Oh, e anche quella di casa, quindi non quella del furgone, quella di casa è finita, perfetto, tutta un'altra roba, adesso è più in pandan. Gloire à qui freine à mort de peur d'écrabouiller le hérisson perdu, le crapaud fourvoyé. Et gloire à Don Juan d'avoir un jour souri à celle à qui les autres n'attachaient aucun prix. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire aux flics qui barraient le passage aux autos pour laisser traverser les chats de l'île. Avec la délaissée que l'amour désavoue, cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire au premier venu qui passe et qui se tait quand la canaille crie haro sur le baudet. Et gloire à Don Juan pour ses galants discours, à celle à qui les autres faisaient jamais la cour. Cette fille. E anche oggi non piove, hanno allarmato mezza Italia per niente, e anche il ponte del 1° maggio. Ma io? Per non saperne leggere né scrivere mi porto via anche le bustine trasparenti per mettere la roba elettrica. K-Way e può piovere quando voglio. 2 banane, mi sa che non diventa una scimmia. Ah no, scimmia mi lago intorno. E via, andiamo. Et gloire à Don Juan qui couvrit de baisers la fille que les autres refusaient d'embrasser. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Et gloire à ce soldat qui jeta son fusil plutôt que d'achever l'otage à sa merci. Et gloire à Don Juan d'avoir osé trousser celle dont le jupon restait toujours baissé. Cette fille est trop vilaine, il me la faut.
Gloire à la bonne sœur qui partant pas très. Guarda, materialmente parlando alla fine è il mio sogno. L'unica cosa che non è il mio sogno è quel cazzo di bici che mi dà sempre l'ansia che me la rubano. Cioè in posti così sto anche tranquillo, nelle aree camper o in zone diciamo non frequentate dai delinquenti dove c'è un po' più di bella vita. Però sì, non è che te la puoi tenere ovunque, sempre, hai capito? Perché alla fine il discorso del riparo è anche relativo, perché gli metti il telone e il telone sotto è vuoto, quindi passa aria, non fa condensa. Il telone andrebbe benissimo per ripararla dall'umidità, dalle temperie. È solo il problema furti. Adesso io col camper e l'e-bike ho trovato il mio nirvana, porca puttana, vado ovunque. Il camper sei a casa, dico sempre, l'e-bike mi faccio quei giri di 100 km, cazzo. Oggi no, oggi ero pigro, una sessantina. Ma alla fine il garage lo ho, dai. In scala, ma lo ho, vedi tu. Regolatina alla sella. Guarda qua cosa ti straconsiglia il Singano. Questo magari anche costicchia, l'ho trovato su Amazon, se ti interessa chiedimi il link. Solo che quando prendi un lubrificante del Casso, tipo quelli della Decathlon, evaporano con niente, cioè una boccetta a 7 o 9 euro ti dura niente. Questo magari costa, non so, 15-20, non mi ricordo, ma ti dura anni, porca puttana. Solito discorso, a fine vedi dove che sparagni. Al suo contagocce e glielo dai per ogni maglia della catena. O se non hai attrezzi per pulire la catena, fai come me, io uso la stuzzicadente. È rilassante, cavi sporchizi. Altro trucchetto, se lo trovo, porca miseria. Due vecchi spazzolini te li attacchi, guarda, con due fascette. Passi magari un po' di Svitol per UVD40 per pulire la catena. Mi raccomando, non va assolutamente bene per lubrificare la catena, lo Svitol. Non è un lubrificante, anzi la secca poi e la danneggi. Quindi usa poi, pulisci e usi il lubrificante. In sostanza, guarda, metti così gli spazzolini e poi giri il pedale e pulisci la catena, sia di qua che di qua. Perdona l'ignoranza, come funziona? Tu guardi la foto e dopo copi? Sì, se non devo fare delle cose che mi invento io, sì, siccome questa è una foto proprio, una foto della mostra che c'è qua. Ah, E quindi la devo rifare il più uguale possibile, quindi. che figata. Oh, guarda una roba. Le ho appena prese al Lidl, sono leggerissime, molto più leggere della melamina, sono in plastica, quindi non sono pericolose come la melamina a contatto con le altre temperature, però anche rimuovendo l'etichetta non c'è scritto che possono andare in microonde, quindi non so se possono andare in microonde. In ogni caso vanno benissimo, mi sembrano anche belle resistenti al taglio del coltello. Ne ho prese 5, se sapevo era meglio prenderne di più. C'era anche le ciotoline, ok, molto, molto utile. Te le consiglio, €1 l'una, fantastici. Che bello, questi sono i full timer brasiliani, ormai le più full timer che funghi. Felicità è un bicchiere di vino con un panino a felicità. La pioggia che scende a ver delle tende, la felicità. Tralalala. Felicità è l'acqua del fiume, non usarsi il cerume, la felicità. Sono proprio contento dei piatti nuovi. Cioè guarda, è tanto più ordinato così il cassetto. Se un giorno anche tu ti proverai un camper o una roulotte, mi raccomando. Dio santissimo, e evita le bestemmie, se c'è tutta l'area camper vuota, che cazzo mi metti la roulotte qua davanti, porca puttana? Cioè che vedi che sono qua, che guardo fuori, eccetera, mi parcheggi la roulotte davanti, con tutti i posti che ci sono, anche di là, tutto vuoto, cioè non c'è nessuno. Cioè bisogna essere proprio in semenidio, caro. Vedi, quando non c'è l'amorosa, di solito tutti vanno a puttane o con l'amante. Singano no, singano se desfa di cipolla. E anche adesso, guarda qua, l'ho quasi finito, guarda che roba. Oh, e dimmi se non è poesia questa, ma che roba, è bellissima, sì. La cipolla gliel'ho cotta nel padellino a parte. Cisonto, che significherebbe ci aggiungo giusto quel pelino di origano. E ricordiamo se dopo anche il basilico, che mi dimentico sempre. E beh, la pizza col basilico è il next level. Singano, perché te parli inglese? In Scozia amavano sta birra. Quando mi chiedono che birra avevamo, io dicevo, la Stella. E lui dice, pint Stella, pint. Cioè, non so, indiamati per sta Stella. Che poi, lesi qua, è una birra belga. Arte, ciao, buon appetito, via! Eccolo!
con te.